Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, c'è ancora un velo di mistero sulle cause della morte della piccola Maria ieri in ospedale, ma un nuovo elemento rafforza l'ipotesi di un tragico incidente domestico. La bambina era sola in casa quando avrebbe ingerito benzina. Attesi i risultati dell'autopsia. Scarcerata dopo 14 anni Patrizia Messina Denaro, sorella del capomafia morto 2 anni fa, è tornata a Castelvetrano dove ha l'obbligo di firma, conosce i segreti del boss, aveva retto l'intricata rete di comunicazioni di Idlu. La Sicilia ricorda Beppe Montana, il commissario di polizia assassinato 40 anni fa da Cosa Nostra a Palermo. La sua città natale, Agrigento, gli ha dedicato un murales. Il presidente Mattarella, ucciso perché la mafia lo temeva. Atteso a Roma, l'attivista messinese Antonio Mazzeo, fermato dagli israeliani mentre tentava di portare cibo a Gaza per rompere il silenzio sull'orrore nella striscia. Le campane hanno suonato ieri sera a Catania per iniziativa di Pax Christi. Prevenzione della diffusione del virus West Nile trasmesso dalle zanzare. A Messina avviata la disinfestazione di tombini, pozzi, fontane dopo la scoperta giorni fa del primo caso in Sicilia su un cavallo nel Catanese. A Catania ha riqualificato il campo sportivo Belletri, il sindaco trentino, struttura per tutti, comprese le famiglie. L'assessore Parisi, siamo i primi in Europa a Catania nella spesa per gli impianti sportivi. Musica, Francesco Gabbani in arrivo in Sicilia per 2 concerti sotto le stelle a Palermo e Taormina. Calcio, Serie B, a Palermo arriva Bani, rosanero vittoriosi 1-0 nell'amichevole con il Bra. In Serie C giorno di calendari, alla prima esordio casalingo per il Catania, che ospiterà il Foggia, Trapani a Casarano, Siracusa a Salerno. Bentrovati, Palermo, la morte della piccola Maria ieri in ospedale. Un nuovo elemento rafforza l'ipotesi di un tragico incidente domestico. Non c'erano adulti in casa quando la piccola avrebbe ingerito la benzina, attesa per i risultati dell'autopsia. Marco Gullà. C'è ancora un velo di mistero, ma i contorni sulla morte della piccola Maria iniziano ad essere sempre più chiari. In via Tiro Assegno, a Palermo, dove la piccola abitava assieme alla mamma, al compagno della donna e ai 4 fratellini, nessuno vuole parlare. In pochi conoscevano quella bimba che era paralizzata a casa. Gli investigatori escludono la pista dell'omicidio, ma c'è un dettaglio che gradualmente prende corpo, ovvero che sabato sera, in casa, mentre si consumava la tragedia, non c'erano adulti presenti, né la madre e né il compagno. Un particolare che potrebbe aver influito sulla mancata tempestività dei soccorsi. Maria avrebbe ingerito benzina e a dargliela sarebbe stato ingenuamente uno dei fratelli. La bottiglia contenente il carburante è stata sequestrata, trovata all'interno di questo appartamento. Gli inquirenti lavorano anche per capire come mai la bottiglia di benzina si trovava in casa. E poi i segni sul collo di Maria che inizialmente stavano indirizzando le indagini verso una morte violenta, segni che però sarebbero legati al tentativo maldestro della madre di rianimare la piccola. Una tragedia evitabile, ma ovviamente la mancata presenza in casa della madre e del compagno è un dettaglio su cui lavorano gli investigatori e che potrebbe essersi rivelato fatale per la piccola Maria. La salma della piccola si trova al policlinico in attesa dell'autopsia che rivelerà come e perché è morta Maria. Una vita difficile la sua, costretta a stare a letto e morta in un caldo sabato di luglio. È tornata in libertà a Castelvetrano dopo 13 anni di carcere la sorella minore di Matteo Messina Denaro, Patrizia, depositaria dei tanti segreti del capomafia, Laura Spanò.
Patrizia Messina Denaro, soprannominata Acurta, la più piccola delle sorelle di Matteo Messina Denaro, dopo aver scontato 13 anni di carcere per associazione mafiosa ed estorsione, è uscita e torna a Castelvetrano con l'obbligo di firma. La donna non ha mai rinnegato l'appartenenza alla famiglia Messina Denaro e nel corso delle ultime udienze del processo a Marsala, siamo nel 2015, aveva fatto sentire la propria voce sottolineando: sono orgogliosa del cognome che porto. Patrizia Messina Denaro, 55 anni, è figlia, sorella e moglie di boss Vincenzo Panicola. In assenza del marito detenuto, reggeva le file dell'organizzazione facendo da tramite tra il fratello latitante e gli altri esponenti della cosca. Era lei a gestire l'intricato sistema di comunicazione. Oltre ai pizzini, non è escluso che Matteo Messina Denaro avesse utilizzato anche il web. Fino a prima del suo arresto, gli investigatori accertarono che la donna avesse aperto e chiuso numerosi profili social. Patrizia è la depositaria dei segreti del boss, quelli su cui gli investigatori indagano da quando Matteo Messina Denaro è stato catturato. Patrizia aveva una venerazione per il fratello Matteo. Ora ci si domanda se, tornata libera a Castelvetrano con l'obbligo di firma, possa essere lei l'erede del boss. Imminente anche la scarcerazione di Francesco Cuttadauro, figlio dell'altra sorella del boss Rosalia, nome in codice Fragolone. La Sicilia ricorda Beppe Montana, il commissario di polizia assassinato 40 anni fa da Cosa Nostra a Palermo. La sua città natale, Agrigento, gli ha dedicato un murales. Il presidente Mattarella ha detto ucciso perché la mafia lo temeva. Davide Sardo. Un murales con il volto di Beppe Montana campeggia sul muro della scuola media Castagnolo di Agrigento. Uno sguardo fiero che continua a parlare ai giovani a 40 anni dal suo assassinio. Il commissario di polizia fu freddato alle spalle dai sicari di Cosa Nostra mentre era in vacanza a Palermo nel 1985. Nella sede della questura che porta il suo nome è stata deposta una corona sulla stele commemorativa. Perciò è giusto che questa memoria non sia una memoria solamente siciliana, ma che sia una memoria condivisa a livello nazionale, e questo è particolarmente importante. Uomini come Montana hanno tramandato oggi agli uomini della Polizia di Stato, ma anche di tutte le forze dell'ordine, quelle tecniche investigative molto raffinate. Oggi noi traiamo benefici dalle attività svolte da uomini come Antiochia, Montana, Cassarà. La Repubblica si inchina nel ricordo del commissario Giuseppe Montana, del vicequestore Antonino Cassarà e dell'agente Roberto Antiochia. Scrive oggi il capo dello Stato Mattarella. Investigatori intelligenti e tenaci, simboli dell'impegno dello Stato contro la mafia. Per il rientro in Italia dell'attivista messinese Antonio Mazzeo, fermato dagli israeliani mentre tentava di portare cibo a Gaza. Per rompere il silenzio sull'orrore nella striscia, le campane hanno suonato a stormo ieri sera a Catania per iniziativa di Pax Christi. Adelaide Barbagallo. Rientrerà a breve in Sicilia dopo il suo arrivo a Roma con un volo proveniente da Tel Aviv, Antonio Mazzeo, l'attivista messinese tra i fermati a bordo dell'Andala, l'imbarcazione gestita dal movimento filo-palestinese Freedom Flotilla, che era diretta a Gaza per portare cibo e medicinali, quando, a circa 50 chilometri dalla costa egiziana, soldati israeliani sono saliti a bordo per prenderne il controllo. In un video postato sul social, Mazzeo aveva chiesto al governo italiano di fare pressione su Israele per il rilascio dell'equipaggio, colpevole semplicemente di aver voluto portare cibo e medicine al popolo palestinese stremato e sotto attacco da 1 anno e mezzo. Il genocidio di Gaza, con anche bambini uccisi mentre sono in fila per un po' di cibo, sta indignando sempre più l'opinione pubblica e in queste ore si moltiplicano gli appelli ai governanti e le iniziative perché cessi l'orrore. In Sicilia è stato accolto l'invito del Movimento Internazionale per la Pace Pax Christi per non tacere e disertare il silenzio, rintocchi di campane da far risuonare contemporaneamente nelle chiese. L'Arcidiocesi di Catania ha aderito. Anche teologi di fama internazionale, uomini di cultura, semplici cittadini stanno facendo sentire la loro voce con svariati appelli per dire basta all'odio fratricida che sta seminando morte, carestia e distruzione. Un egiziano ritenuto lo scafista di una barca con a bordo 70 migranti è stato fermato dalla polizia ad Agrigento. Scusate l'interferenza. Questo scafista avrebbe messo in pericolo gli extracomunitari, non solo perché li trasportava su un'imbarcazione di appena 10 metri, ma anche perché con il volto coperto, invece di fermarsi all'alto, ha cercato di fuggire.
Siamo agli incendi in Sicilia, preoccupati e polemici i bilanci dopo i recenti roghi. Per Lega Coop Sicilia, uliveti, vigneti, frutteti, pascoli sono andati distrutti, dunque le aziende e le cooperative sono in ginocchio. Dall'opposizione il PD dice Schifani dimentica la prevenzione, la riserva dello zingaro potrebbe rimanere chiusa per mesi. Manlio Viola. Era il 15 maggio scorso quando la regione siciliana annunciava il nuovo sistema antincendio per l'isola, una nuova organizzazione dei direttori delle operazioni di spegnimento per garantire una copertura totale e continua del territorio, una nuova convenzione con i vigili del fuoco, una nuova sala operativa unica regionale per coordinare gli interventi di vigili del fuoco, protezione civile e forestale. Il risultato però non è stato quello sperato, 1500 incendi e una vera e propria devastazione da Trapani fino a Ragusa, passando per la piana di Catania. Esattamente come 2 anni fa e come era successo 5 anni prima, la riserva dello zingaro è stata semidistrutta e rischia di restare chiusa a lungo. La protezione civile sta facendo la conta dei danni e forse arriverà una nuova dichiarazione dello stato di crisi, ma intanto impazza la polemica. Preoccupazione arriva dal mondo della cooperazione oltre che da quello agricolo, mentre le associazioni ambientaliste chiedono una serie di interventi. Per il WWF serve dar vita ad un'intelligenza antipiromani con le forze dell'ordine per prevenire questi incendi. Per il mondo della cooperazione serve un piano pluriennale antincendio per la manutenzione e la pulizia dei boschi e più facilità di accesso ai ristori. Attaccano invece le opposizioni a partire dal PD. Per il capogruppo Michele Catanzaro ancora una volta il governo Schifani dimentica l'importanza della prevenzione e annuncia un emendamento alla finanziaria bis che in queste ore sbarca all'Ars, che prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per rafforzare la prevenzione antincendio, mentre la CGIL torna all'attacco insieme ai confederali sulla riforma dei forestali mai esitata. A Messina è partita la disinfestazione per prevenire il virus West Nile trasmesso dalle zanzare dopo la scoperta, giorni fa, del primo caso in Sicilia isolato su un cavallo nel Catanese. Francesco Triolo. Si alza il livello di attenzione contro la zanzara killer West Nile, il virus del Nilo occidentale che sta mettendo in allarme l'Italia. Un caso di West Nile virus è stato isolato in un cavallo ospitato presso un allevamento equino nel Catanese, così come ha confermato l'azienda sanitaria provinciale Etnea. A Messina da settimane l'azienda Messina Servizi, in collaborazione con l'università, ha potenziato il sistema di monitoraggio delle larve di zanzara già attivo attraverso le ovitrappole, un centinaio di dispositivi posizionati nel territorio cittadino. Il virus del Nilo occidentale trasmesso dall'uomo attraverso la puntura di una zanzara comune infetta ha già fatto alzare il livello di guardia anche in città, anche se finora nessun caso è stato segnalato alle autorità sanitarie. Sono stati avviati anche i cicli di interventi disinfestanti, ben 5 fino al mese di ottobre, dal centro ai villaggi contro le zanzare tigre e le zanzare comuni, quelle più temute di quest'estate perché proprio portatrici del virus West Nile. In Italia sono stati registrati una trentina di casi, quasi tutti circoscritti nel Lazio, ma anche 2 decessi. Si tratta di una malattia infettiva prevalentemente asintomatica, ma che in alcuni casi si può manifestare con febbre alta, mal di testa forte e altri gravi sintomi. Oltre agli interventi programmati, grazie al monitoraggio costante dell'Università, ha specificato la Presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, vengono eseguiti interventi mirati anche dove i livelli di presenza di larve superano i limiti. Tra le misure adottate anche una maggiore irrogazione di prodotti specifici in forma solita dove c'è più ristagno d'acqua come tombini, pozze e fontane. A Palermo, realizzato per la prima volta in Sicilia un trapianto cardiaco da un donatore a cuore fermo, ovvero purtroppo già morto, una procedura realizzata in Italia solo in pochi centri altamente specializzati e considerata irrealizzabile fino a poco tempo fa per la sua estrema difficoltà. Il donatore, ricoverato al civico di Cristina Benfratelli, aveva una lesione cerebrale irreversibile. Il paziente che ha ricevuto l'organo è stato già dimesso in buone condizioni. Catania ha riqualificato il campo sportivo Belletri. Il sindaco Trantino dice è una struttura per tutti, comprese le famiglie. La soddisfazione dell'assessore Parisi, siamo i primi in Europa a Catania nella spesa sugli impianti sportivi. Tonino De Vana.
Ore 9.45 di una calda mattinata di fine luglio. Si aprono i cancelli del Velletri, tutti a passo svelto e via verso il perfetto manto sintetico del campo di calcio, riqualificato con fondi europei e consegnato in tutto il suo splendore agli sportivi catanesi. L'impianto, dotato di nuovi spogliatoi, una tribunetta e spazi esterni riqualificati, compresa un'accogliente area ludica, ha ottenuto l'omologazione della Federazione Italiana Gioco Calcio e continuerà ad essere un punto di riferimento per le società sportive locali. Sindaco, c'è tanto caldo, però verrebbe voglia di giocare. Ma assolutamente, un impianto riqualificato nel migliore dei modi, peraltro secondo criteri un po' anche diversi dal passato, perché la creazione di spogliatoi quadrupli e quindi che danno la possibilità alle due squadre che arrivano di potersi cambiare anche se gli altri due sono occupati dalle squadre che giocano. Il fatto che accanto alla tribuna vi sia un'area giochi per i bambini più piccoli che vengono a vedere i fratelli giocare, e deve essere questa un'occasione per interpretare il campo come un momento di socialità. Un gioiello incastonato nel rione di Picanello che adesso va preservato. È un pezzo che appartiene a ciascuno di loro, a ciascuno di noi, e così poterne avere cura, tenerlo pulito e soprattutto non devastarlo. IFAE con l'assessore Parisi sempre lesto ad intercettare fondi comunitari. Andiamo avanti con la riqualificazione di tutti gli impianti sportivi a Catania, siamo la città che in Europa più sta spendendo sugli impianti sportivi, un bellissimo risultato che darà sicuramente prospettive importanti sull'impiantistica sportiva a Catania. Trova giovamento l'impiantistica sportiva catanese, più che soddisfatto Sandro Morgana. E la dedichiamo ai giovani, la dedichiamo alle attività provinciali, alla terza categoria, perché Catania fa tanta attività calcistica. Per fare tanta attività calcistica ci vogliono anche tante strutture. A proposito, il primo gol al nuovo Velletri è del sottoscritto, tra i pali l'assessore Parisi. De Mana non ne sbaglia uno, neanche i gol. A Messina, ed è una notizia drammatica purtroppo, un uomo è morto investito ieri sera da uno scooter lungo la via Consolare Pompea, e c'è stato un altro incidente mortale che è capitato questa mattina su un tratto della Gela Licata. Un furgone con 3 persone a bordo si è ribaltato ed è finito nella vicina area di servizio, e la vittima è un palermitano e altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Ad Acireale il carnevale va in scena tutto l'anno, anche d'estate, dal 2 al 10 agosto, edizione straordinaria a pieni sensi, con il connubio vincente della cartapesta affiancata dalla buona cucina. Orazio Longo. Itinerari del gusto con eccellenze enogastronomiche delle terre di Aci, mostre ed esibizioni di carri allegorici provenienti da tutta Italia con una rappresentanza anche da Viareggio, show, cooking e degustazioni con chef e ricette della tradizione, spettacoli, concerti e laboratori per grandi e più piccoli. Ad Acireale il carnevale va in scena tutto l'anno, anche d'estate, dal 2 al 10 agosto, un'edizione straordinaria a pieni sensi. Riusciamo ad avere tutti i carnevali d'Italia, almeno i migliori, nella nostra città, con delle installazioni al centro storico, e quindi insomma ci confronteremo con loro, con le loro realtà, con il loro modo di essere, con le loro opere d'arte e collateralmente anche con i prodotti tipici. Un itinerario sensoriale tra saperi e sapori che di fatto guarda già all'appuntamento invernale del prossimo anno. Preludio alla prossima Festa dei Fiori, e giorno 10 daremo anche il via alla vendita dei ticket online per il Carnevale 2026 e promulgheremo il programma appunto del Carnevale. Il 2 agosto alle 19 l'inaugurazione della mostra delle installazioni carnevalesche e dei carri allegorici del Carnevale di Acireale 2025 aprirà la manifestazione estiva. Il 9 agosto appuntamento musicale con gli Eiffel 65 in Piazza Duomo. Musica, il suo maestro di chitarra è Franco Battiato, sono i 2 amori siciliani di Francesco Gabbani. L'artista è pronto a tornare in Sicilia per 2 concerti sotto le stelle a Palermo e Taormina. Roberta Lunghi. Regge l'amore quando è condiviso, no? Uno scambio di sentimenti nell'amore, nell'amicizia, e per Francesco Gabbani, abile esploratore del cuore e della ragione, anche nei concerti, in cui la generosità dell'artista e il calore del pubblico sono appunto un esemplare viceversa.
Francesco Gabbani, con il carico dei suoi successi, è pronto a tornare in Sicilia con Dalla tua parte Summer Tour in 2 live sotto le stelle, il 5 agosto al Teatro di Verdura di Palermo e il 6 agosto al Teatro Antico di Taormina. La Sicilia per lui è un rituffarsi in emozioni vere che nascono da ricordi speciali. Colui che mi ha insegnato a suonare la chitarra è un siciliano doc, e poi perché ho sempre questo legame con questa connessione, anche se non è più tra di noi, ma lo è secondo me, con il maestro Franco Battiato. Al di là che non si sa se al di là poi c'è. Saranno concerti veri e suonati, distanti dal digitale, ma con il fascino che un musicista vero scorge nel suono puro, sposato a un contesto magico. Sicuramente questo ben si sposa con un contesto come quello, ovviamente analogicamente bello, con una location come Taormina o il Teatro Antico, che è sicuramente pregna di un significato, di vibrazioni, ecco, storiche, vere, vissute. Sorriso aperto e l'apparente leggerezza, dietro la quale si cela l'eterno domandare con la serena consapevolezza che certe risposte non arriveranno mai. Alcune cose non le sappiamo e forse non le sapremo mai, e quindi dobbiamo onorare la vita così com'è. E vivere davvero ogni momento. Che c'ha proprio ragione. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio la vittoria del Palermo nell'amichevole con il Bra, e poi scopriremo i calendari della Serie C. Vi aspetto. Calcio, vittoria di misura in amichevole per il Palermo, 1-0 al Bra grazie al gol di Di Francesco, ufficiale l'arrivo del difensore Bani. Marco Gulà. Ancora una vittoria in amichevole, anche se di misura, con un gol di Di Francesco al 35esimo del primo tempo. Il Palermo si è imposto ieri pomeriggio per 1-0 sul Bra. Ritmi sicuramente più alti, considerato anche il calibro dell'avversario, che nella prossima stagione giocherà in Serie C. Gambe pesanti e gioco non proprio esaltante, ma il Palermo, dopo oltre 15 giorni di ritiro, inizia ad accusare la stanchezza. Mi piace lo spirito, la voglia. Poi oggi era una giornata che giocare a calcio era molto difficile, anche per le condizioni, però la squadra ci ha dato dentro, non abbiamo preso gol, che comunque è sempre molto importante, anche se sono amichevoli estive, per allenare la mentalità. Insomma, potevamo fare qualche gol in più per l'occasione che abbiamo avuto, ma abbiamo dato minutaggio a tutti, abbiamo cambiato la squadra dell'altro giorno in toto. Ufficiale Bani, il neodifensore rosanero, è già in ritiro, arriva a titolo definitivo acquistato dal Genoa. Secondo me è una squadra molto determinata, votata al sacrificio, che è la cosa che chiedo tutti i giorni a tutti quanti. Bisogna mettersi a lavorare ogni istante, non bisogna pensare che nulla è scontato, non bisogna pensare soltanto a giorno per giorno, a lavorare al campo, basta, nient'altro. Dopodomani altra amichevole che chiuderà il ritiro del Palermo, avversari i francesi dell'Annecy, poi il ritorno in Sicilia. Pubblicati dalla Lega Pro i calendari della Serie C. Il Catania, che sul mercato ha preso Martic e Corbari, esordirà in casa con il Foggia. Trapani e Siracusa saranno impegnate in trasferta, rispettivamente con Casarano e Salernitana. Ancora Marco Carnio. È a tutti gli effetti il primo atto della stagione, la pubblicazione dei calendari, tanto attesa. Il Catania di Toscano esordirà al Massimino contro il Foggia. Giocheranno in trasferta invece le altre 2 isolane. Il Trapani di Aronica in casa del neopromosso Casarano. Prima durissima per il Siracusa, che al ritorno fra i pro se la vedrà con la Salernitana, appena retrocessa dalla B. Alla seconda i rossazzurri, che sul mercato hanno chiuso per Martic, impiegabile in difesa a centrocampo, e per il forte mediano Corbari, saranno sul campo di Cava dei Tirreni. Esordio casalingo per il Trapani con il Latina e il Siracusa con il Monopoli. I derby isolani sono fissati alla 6ª giornata con un interessante Trapani-Catania, all'8ª quando è prevista la sfida fra gli Etnei e il Siracusa. Bisognerà invece aspettare l'ultimo turno per assistere al terzo match fra isolane con il Trapani in casa degli Aretusei.
Qualche data dei big match per il Catania. I rossazzurri affronteranno consecutivamente fra la 10ª e l'11ª Salernitana e Benevento, entrambe le partite in casa all'andata. In trasferta invece al ritorno per uno snodo sulla carta decisivo, visto anche che le partite saranno ravvicinate, considerato il turno infrasettimanale. Bel match alla quarta in casa dell'appena retrocesso Cosenza, alla 17ª la partita col Crotone, che sarà anche, come risaputo, il primo turno di Coppa Italia in casa dei calabresi. Ricordiamo infine le date del campionato: inizio il 24 agosto, una sosta il 28 dicembre, 3 turni infrasettimanali il 24 settembre, l'11 febbraio e il 4 marzo. La stagione regolare finirà il 26 aprile per dare spazio poi ai play-off e ai play-out. C'è ancora una notizia: fortunatamente migliorano le condizioni del tifoso del Catania ricoverato al Cardarelli di Napoli dopo l'incidente che ha visto coinvolti venerdì scorso un gruppo di supporter etnei diretti a Norcia, sede del ritiro dei rossazzurri. Il 46enne lascerà il reparto di terapia intensiva e poi sarà dimesso a breve l'altro tifoso che era in condizioni critiche dopo lo schianto e che è stato ricoverato a Vallo della Lucania. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.